Altopiano messo in ginocchio dal maltempo delle scorse ore tra violente piogge che si sono abbattute su tutto il territorio montano, creando allagamenti preoccupanti lungo le strade e nei centri abitati, grandinate e trombe d'aria, eventi che sono durati pochi minuti ma che hanno creato danni e disagi. Le immagini parlano chiaro: il paese di Rozzo attraversato da un fiume in piena. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per scantinati e garage sott'acqua, piante che sono state sradicate dalla forza del vento e della pioggia piombando sulle strade. La zona delle Melette a Gaglio, già tartassata da baia, nella serata di martedì in preda alla cascata d'acqua. Così come la provinciale della Valdassa ad Asiago, dove il corso che fiancheggia la strada si è riempito sino ad arrivare a quota carreggiata, andandola a invadere. Restando ad Asiago, guardate un po' cosa è successo all'interno del nuovo ospedale. Infiltrazioni dal soffitto, causa pioggia, corridoi allagati, una situazione che sta sollevando non poche polemiche, visto che si tratta di una costruzione recentissima, aperta da pochi mesi, ma è bastato un temporale per creare totale disagio all'interno della struttura sanitaria. Intanto le previsioni delle prossime ore non annunciano nulla di buono.